Siamo in diretta streaming, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti a questa presentazione, l'ennesimo appuntamento di Entula al Picco d'India di Cagliari, che ringraziamo per l'ospitalità sempre molto calorosa, così come ringraziamo la libreria Miele Amaro che è laggiù con i libri di Sara Segantin. Il libro che presentiamo oggi, Non siamo noi, Fabbri Editori, sarà reduce da un tour rocambolesco per tutta la Sardegna come nello stile di Entula. La ringraziamo per aver accolto il nostro invito in Sardegna, così come ringraziamo Giulia Eremita, responsabile della comunicazione della Fondazione Medsi e partner di tutto il tour, e quindi lascio la parola a loro e chiedo anche a Giulia di raccontarci un po' cosa fa Medsi. Grazie. Sì, grazie. Grazie Francesca. Sì. Prova? Okay. Sì, grazie Francesca, grazie per questo invito. Sempre un piacere essere con una giovane scrittrice qui a Cagliari a raccontare del suo impegno, a raccontare un po' di quello che è una generazione che lei stessa rappresenta. Noi della Fondazione Medsi, di cui porto i saluti del nostro presidente Alessio Satta, della nostra vicepresidente Vania Stazzo, ci occupiamo di ambiente, soprattutto di mare, e di progetti che riguardano appunto il ripristino degli ecosistemi marino-costieri. E sui cambiamenti climatici, diciamo, sono argomenti su cui lavoriamo moltissimo, cercando di fare quello che si può fare. Quindi riforestazione della posizione marina, cerchiamo di arrivare a un numero, diciamo, consistente di donors e di privati che possano investire su questo, perché comunque assorbe CO2 e ci aiuta in qualche modo ad affrontare questi cambiamenti, a mitigare quello che sta succedendo, inevitabilmente succederà. E stiamo cercando di riunire le imprese in questa Blue Community, tutte le imprese, diciamo, agricole, della nautica, del turismo, industrie anche se vogliamo pesanti, no? Verso obiettivi comuni, per far sì che ognuno si muova verso la stessa direzione, no? E c'è una sensibilità crescente, no? Del fare business, però considerando appunto la ridistribuzione del benessere e la tutela dell'ambiente che ci ha dato tanto, no? E che dobbiamo assolutamente tutelare e preservare. Sara è la nostra ambassador, siamo molto molto orgogliosi di lei, è impegnatissima un po' in tutta Italia, è co-founder di Sprite for Future, divulgatrice scientifica e giovane scrittrice, al suo terzo libro. E quindi è un piacere per me presentarvela e raccontare un po' questo viaggio all'interno delle pagine di Non siamo eroi, edito dalla Fabbri Editori qui all'interno del Festival Entula. Sara, innanzitutto benvenuta in Sardegna. Sempre contenta di essere qua. La prima volta per lavoro, ammetto, sono sempre venuta per scalare, per volare, fare immersioni, mai per raccontare, ma alla fine quelle storie le raccontavo nelle parole in ogni caso, quindi ne sono felice. Quindi speriamo che c'è anche un po' di noi qua dentro. Assolutamente sì, assolutamente. Sicuramente c'è anche un pezzo di Sardegna. Senti, tu nasci e cresci a Cavalese, Val di Fiemme, Trentino, quindi sei una donna delle montagne. Calamari e monti, come gli chef, no? Calamari e porcini. Ciò che ci accomuna è questo rapporto privilegiato con la natura, no? E quindi anche la possibilità di riflettere, di capire, forse anche più, poi non lo so, alla fine chi è nato in città ha le stesse possibilità di riflessione, però la natura sicuramente abbiamo un ruolo privilegiato. Il tuo romanzo nasce da un'esperienza diretta, raccontaci un po' che cosa succede e che cosa c'è di reale poi dalla tua vita. Ma nasce, a dirla tutta, dal Mediterraneo, se vogliamo essere scientifici, perché il romanzo si apre con la tempesta Vaia, quindi con un episodio che non so se lo ricordate, ma un paio di anni fa ha devastato le Alpi orientali, quindi una tempesta tropicale che ha spazzato via metri e metri cubi di alberi, devastato case, strade, vite veramente. E questa tempesta è stata causata dalla temperatura del Mediterraneo, che era di 2 gradi ben sopra la media, e quindi, come sempre, no, è tutto collegato, dai monti al mare e dal mare ai monti.
E si apre con questi ragazzi che, come in tutte le avventure, appunto, sono in una nave in mezzo alla tempesta, o meglio, in un bivacco in mezzo alla tempesta in questo caso. E credo, come è stato per me, come è stato per tanti, quello che è rimasto dopo, che ha colpito più di tutto, perché sul momento hai adrenalina, senti, vedi, ma non capisci cosa sta succedendo. E invece il dopo di queste montagne completamente spazzate via, di tutto quello che c'era e che è sempre dato per scontato, che all'improvviso scompare, ma scompare per sempre. Ed è come la Sardegna, avete roghi ancora che bruciano oggi in tutta l'isola, avete perso ettari di boschi, di alberi, anche monumentali, anche storici certe volte, non solo voi, ma parliamo del Sud Italia, parliamo di tutte quelle zone che comunque sono state colpite in un modo o nell'altro da eventi non previsti. E forse attraverso questo volevo parlare proprio di questa imprevedibilità, no? Perché quando si discute di crisi climatica si parla forse troppo spesso di riscaldamento globale, come della terra che ha la febbre. La terra non ha la febbre, se proprio vogliamo ha il Covid, non sappiamo cosa può succedere quando te lo becchi, non sappiamo dove arriverà il prossimo disastro climatico, dove ci sarà caldo, dove ci sarà freddo, e per questo non possiamo prepararci, no? E inizio a raccontarla però da un punto di vista diverso. In questo caso la tempesta Vaia, appunto, cerco di guardarla dagli occhi dei ragazzi anche più giovani di me. Nel racconto c'è la storia di una ragazzina della valle di 14 anni che era effettivamente, io non ero fra le montagne in quei giorni, e che mi ha raccontato anche attraverso i suoi occhi. E lo faccio perché le persone, quando parliamo di crisi climatica, devono essere al centro, perché non parliamo più di salvare il pianeta, parliamo di salvare il nostro stare bene su questo pianeta. E quindi non possiamo più parlare di ambiente, quanto piuttosto, anzi, l'uno e l'altro sicuramente, ma piuttosto di umanità su questo pianeta. Tu infatti parli appunto di questo, dici anche in altre interviste che ho visto, non siamo più nell'ambito dell'ambientalismo, no? Dove poi si creano anche le fratture, chi è pro e chi è contro, chi pensa magari alle cospirazioni o a eventi ciclici, no? Ci sono diversi punti di vista sul tema. Tu parli proprio di un fatto di responsabilità, e nel libro Alice prende consapevolezza di quello che è successo, con una cosa che non si può negare, no? 2018, quasi 2 miliardi di danni, tutto quello che finora era stato attorno, tutte le certezze crollano, no? Io immagino che poi possiamo anche discutere con qualcuno qua in sala al Fico d'India, in molti abbiano avuto necessità di vedere qualcosa di reale, no? Per dire ok, le cose stanno cambiando. Personalmente io mi sono lasciata a questo tema iniziando a vedere i problemi di erosione delle coste e quindi il problema dell'avanzamento dell'acqua di mare, l'erosione costiera, che effettivamente a un certo punto ti trovi a non trovare più spiagge dall'oggi al domani. E quindi inizi a indagare, inizi a chiederti, inizi a fare domande. Quindi immagino che per tutti la presa di consapevolezza sia diversa in tempi diversi, anche a seconda delle proprie sensibilità. C'è sempre bisogno, secondo te, adesso uscendo un po' fuori da questo, di avere l'evento reale, quello che non si può negare, per riuscire a prendere consapevolezza, insomma, di quello che sta cambiando e che sta anche... No, assolutamente no, ma anche perché hai toccato, secondo me, un punto molto importante, un punto chiave, che comunque cerco di raccontare anche qua. Solitamente, ma nella maggior parte dei casi, coloro che vivono in prima persona i disastri climatici sono i meno consapevoli delle cause di questi disastri. Non soltanto quelli che vivono nel cosiddetto sud del mondo, che quindi spesso e volentieri non hanno neanche gli strumenti concettuali per incasellarli, ma anche dalle nostre parti, nel nostro occidente, ma questo per due motivi psicologici principali. Uno, che quando stai facendo fronte a un problema immediato, grave, urgente, pericoloso, affronti quello, non pensi a cosa l'ha causato, non pensi al lungo termine, pensi al breve termine, ma pensiamoci, durante il naufragio, durante la tempesta, non pensiamo, se siamo su una zattera, a uscire dalla tempesta, quale sarà la prossima costa da raggiungere, pensiamo a salvarci le penne, no? E questo si aggiunge poi al collegamento dei dati, dei numeri, no? Il fatto di questa imprevedibilità, il fatto che la scienza non può dirci tutto sulla crisi climatica, e chi dice che la scienza ha dati sempre certi
o non ha studiato bene o vuole prendervi in giro, però comunque rende concettualmente complesso andare poi oltre e vedere e accettare cognitivamente quello che è un problema veramente grosso e globale, perché noi esseri umani per sopravvivere siamo fatti in un modo che ci fa non vedere letteralmente i problemi troppo grandi, i problemi che per la loro ampiezza e complessità ci impedirebbero di continuare a stare bene. Non per niente gli scienziati soffrono di depressione, ecco ansia, no? Dicono più studiano più stanno male. Per questo i disastri climatici sicuramente non bastano, perché se non li inseriamo in un percorso di informazione, di educazione, di istruzione, di confronto, non riusciamo a collegarli a quello che è il tema poi della crisi climatica e soprattutto non sono necessari per invece rendersi conto di questi temi. Non sono necessari, soprattutto perché abbiamo le storie. Abbiamo le storie che ci aiutano a capire come queste cose possono succedere, come impattano sulla vita delle persone. E spesso e volentieri le storie sono addirittura più potenti del vissuto. Se raccontate bene, possono andare a un soggettivo, a un'individualità che ti tocca davvero nel profondo. E io ricordo sempre, quando parliamo di crisi climatica, l'unica variabile che farà veramente la differenza e l'unica variabile che la scienza, con tutti i suoi numeri, i suoi grafici, non potrà mai calcolare è se noi come umanità decideremo veramente di agire per affrontarla. E questo lo facciamo attraverso l'immaginazione e la visione non solo del presente, ma anche del futuro possibile, attraverso la visualizzazione della possibilità, dell'opportunità, del rischio da un lato, del piangere ciò che abbiamo perso e del raccontare ciò che abbiamo perso, ma soprattutto per valorizzare ciò che ancora abbiamo e che non dobbiamo, non vogliamo assolutamente perdere. Quindi no, non serve vivere un disastro per capire, ma sì, serve sentirsi parte di questo vissuto e per farlo appunto, ma è l'arma più potente in questo momento, è proprio quella delle parole, dei pensieri, e lo vediamo nelle pubblicità, hanno gli strumenti migliori, non dobbiamo imitarli ma addirittura superarli, e in questo caso per raccontare i fatti, la realtà, l'oggettività, ma lo facciamo anche e soprattutto attraverso le emozioni, attraverso l'empatia, attraverso le persone. Adesso che hai parlato della pubblicità, effettivamente c'è stato un cambio, occupandomi più di quella parte lì, quindi so più il mio, c'è stato un cambio di passo davvero, nel senso che un po' i toni sono diventati più sobri, chiaramente c'è una narrazione, spesso cerca di rimanere su queste tematiche in maniera, non va troppo sopra le righe, insomma, perché c'è poco da scherzare. Tu pensi che Covid in qualche modo abbia accelerato questa presa di consapevolezza o in qualche modo abbia un po' frenato, perché di base abbiamo avuto un problema talmente più grosso, no? che poi alla fine è un problema di interconnessione, un problema globale, che alla fine abbiamo perso interesse, oppure no? In realtà andrà più veloce questa presa di consapevolezza. Allora ti ricordo un paio di frasi che hanno pronunciato ma pochi mesi fa, no? Si parlava di crisi, si parlava di crisi sanitaria, si parlava di crisi sociale, si parlava di crisi economica, si parlava di queste tre grandi crisi, si continuava a ripeterle e non si citava più quella che tutte le comprende, che è la crisi climatica e che da tutte è compresa in un certo senso. Quindi come rispetto ai disastri ambientali siamo stati messi di fronte a un'emergenza grave, che però per affrontare ci ha in un certo senso indotti a mettere idealmente in pausa l'emergenza climatica. Come c'era una bellissima immagine di un surfista, visto che siamo al mare, no? Che sta surfando sull'ondina della crisi economica e poi arriva l'ondina della crisi sanitaria e dietro c'è questa onda gigantesca della crisi climatica che lui non vede, ma non è che se non la vedi si ferma, si mette in pausa. Dico senz'altro chi viveva in città è rimasto chiuso in casa per delle settimane, forse ha rivalutato l'importanza anche dell'ambiente in cui stiamo per il benessere, per lo stare bene, per carità. Però non è abbastanza. La crisi sanitaria, ma anche con tutti, e non neghiamoli, gli impatti che anche la sanità ha nel terzo mondo e anche a livello ambientale, perché ha allentato moltissimo i controlli per far fronte a quella che è a tutti gli effetti un'emergenza, assolutamente.
E anche il discorso dell'usa e getta, la legge sulla plastica, una parte del fallimento totale di quella che era veramente una speranza concreta di tagliare drasticamente sull'usa e getta, che si è ridotta, se non sbaglio, canucce, palettine, non sbaglio insomma, su questo, canucce, palettine, bicchieri, fino all'esaurimento scorte, togliendo tutta quella parte che veramente impatta a livello alto. E oltretutto ha richiesto per forza di cose un investimento economico anche non indifferente, una riconversione anche di abitudini che serviva realmente per far fronte alla crisi climatica, e abbiamo per forza di cose dovuto investire in questa direzione. La soluzione, due crisi una soluzione, la soluzione è di uscire da questa pandemia cogliendo l'occasione per sfidare veramente la crisi climatica, per rendersi conto una volta per tutte che il mondo in cui viviamo non è un mondo perfetto, non è un mondo equo, non è un mondo bello, non è un mondo giusto, e lo vediamo anche come è stato in Afghanistan, lo vediamo veramente tutti i giorni. E quindi di parlare di crisi climatica una volta per tutte come di opportunità, non come limite, come opportunità di innovazione, di salute per i lavoratori, visto che di salute si parla, che di salute si parli sempre, di salute per le famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici, di educazione migliore, di maggiore equità sociale. Sappiamo che la parità di genere è probabilmente, e l'educazione dei bambini è probabilmente lo strumento più efficace nella lotta alla crisi climatica. L'occasione di parlare finalmente con le parole giuste, di parlare di giustizia climatica, perché di questo si parla, di una riconversione che non sia sulle spalle di chi già sta pagando conseguenze di cose che nemmeno sa, perché i paesi più colpiti non sono nemmeno spesso consapevoli di cosa sta loro succedendo, ma che sia sulle spalle di chi quelle responsabilità le ha per davvero. E attenti, parlo di responsabilità, non di colpa. È ora di fare questo passaggio radicale dal senso di colpa al senso di responsabilità. No, non è colpa della Cina, non è colpa degli Stati Uniti, non è colpa di chi mangia carne tutti i giorni, non è colpa di chi non stacca il pezzettino di plastica dalle buste di carta, non è colpa di questo, di quello della generazione futura, della generazione passata. È responsabilità di tutti cambiare un modo di concepire il mondo in cui viviamo e di concepire il nostro stare nel mondo in cui viviamo, perché come diceva Einstein, non possiamo risolvere un problema partendo dalle stesse premesse che l'hanno creato. Quindi sì la differenziata, sì ridurre il consumo di carne, sì il trasporto sostenibile, sì l'edilizia sostenibile, ma quello che deve cambiare radicalmente sono le premesse, perché se sono le premesse a cambiare, quindi il nostro stesso modo di stare al mondo, come scrittori, giornalisti, baristi, insegnanti, studenti, come muratori, operai, lavoratori, turisti, come chiunque, se non impariamo a fare il nostro lavoro, la nostra vita, in maniera radicalmente diversa dalle premesse, tutto il resto non arriverà mai, perché sono soltanto conseguenze, e come le lezioni imparate a memoria non ci permetteranno mai di fare i collegamenti necessari per imparare davvero il senso delle cose. Sì, quello che dici è molto legato un po' al senso, adesso mi viene in mente il manifesto di questo professore filosofo Floridi, Life, no? Noi uomini siamo sempre portati a cercare la causa delle cose, no? E anche quando è iniziato per esempio il Covid, tutti erano lì a puntare il dito, no? Sulla Cina, adesso non mi ricordo nemmeno più come si chiama, dove è partito il focolaio. E siamo rimasti per tanto tempo così, e continua a esserci anche per il clima la ricerca di un responsabile, come se alla fine non fosse qualcosa che alla fine è causato da tutti, e tutti siamo corresponsabili e tutti dobbiamo fare il nostro. Io immagino che tu, parlando anche con i ragazzi e con le nostre generazioni e con quelle più avanti, ti ritrovi con tipologie, no, di persone che affrontano il problema in maniera diversa. Secondo te, adesso è così, è peggio l'inconsapevolezza, cioè in un mondo comunque in cui ci sono i mezzi, no, per informarsi, o il fatto magari di, non lo so, lo scetticismo, il fatto di non fidarsi di quello che uno legge, no? Adesso questo filone un po' c'è sempre stato, no? Di questionare quelli che sono i grandi trend, di andare controcorrente. Che cosa è peggio e cosa, non lo so, nel senso, come si può portare tutti bene o male allo stesso livello di presa di coscienza di questa responsabilità, perché poi è tutto qua il discorso, nel senso che dobbiamo in qualche modo... Il peggio è il terzo incomodo, è l'indifferenza.
il peggio in questo preciso momento storico sono l'indifferenza e la rassegnazione, da parte, questo soprattutto, delle persone. Indifferenza perché c'è anche rassegnazione, perché si pensa di non poter fare niente, e lo pensano i ragazzi, ma lo pensano anche gli adulti. Sì, io lo so, ma cosa posso fare? Cosa posso fare sapendo anche, giustamente, che a causare l'80% delle emissioni sono 100 grandi aziende, che ci sono poteri economici talmente forti da avere più potere decisionale degli stati, che ci sono situazioni di pensiero, di cultura, di economia, di politica talmente difficili da ribaltare che ci fanno sentire completamente inutili nella scelta delle nostre vite. Senso di rassegnazione, quando dici sì, io magari faccio la differenziata e poi tutta la plastica che differenzio va su grandi carichi scoperti che inevitabilmente ribaltano il 50% del carico in mare. Senso di impotenza, quando si pensa che nelle decisioni politiche si parla di giovani, si parla di next generation, ma non si parla mai con i giovani e non si parla neanche mai, o poco, con le generazioni che sono veramente le maggiormente interessate. E questo è da superare, questo è il sentimento da spezzare radicalmente alla base nel mondo occidentale, in cui crisi climatica a tutti richiama delle immagini apocalittiche alla mente, e da spezzare attraverso innanzitutto l'idea che non si parla di apocalisse, perché l'apocalisse per definizione è qualcosa contro cui non possiamo fare niente. E qui la mia lotta è cercare di separare i romanzi distopici dalla crisi climatica, perché le distopie sulla crisi climatica sono veramente fuorvianti anche a livello informativo ed educativo, perché parlano di una battaglia in cui l'umanità ha già perso, e dall'altra sono da aspettare eliminando e andrà tutto bene, eliminando le speranze vuote, eliminando le speranze fatte di sì, forse si realizzerà, io sto fermo a guardare, no? Dandosi obiettivi concreti, contestuali, locali, radicati nel territorio e che permettano non soltanto un'azione veramente efficace, ma di vedere i risultati di quell'azione. Perché come esseri umani abbiamo bisogno di vedere i nostri passi. Quando scaliamo una montagna, quando camminiamo lungo la spiaggia, abbiamo bisogno di vedere le nostre impronte per darci la forza di andare avanti ancora per tante ore. E così come in questo, in una lotta che è colossale, perché mette insieme il senso d'urgenza immediata e una complessità senza pari che influisce su tutte le sfere di vita dell'essere umano, questo darsi speranze pratiche, realizzabili, è importante sia a livello planetario che a livello personale individuale, e si spetta soprattutto cambiando anche la retorica delle piccole azioni. Le piccole azioni sono fondamentali, non fraintendetemi, sono condizione necessaria, ma non sufficiente, non dimentichiamolo mai. Quindi sì, bisogna pensare a cosa si mangia, pensare a come ci si veste, pensare a come ci si muove, ma bisogna farlo soprattutto per cambiare il nostro stesso modo di pensare in questo mondo, come dicevo prima, e quindi informarsi, discutere, dialogare, sì, votare, perché è la politica in questo momento che fa una grande differenza, oltre insieme all'economia, e capire che nel piccolo e nel grande c'è una relazione continua e che può essere un circolo vizioso o un circuito virtuoso, a seconda di come lo viviamo. E capire anche che partire dal dialogo costruttivo e adeguare il dialogo ai tempi, ma lo dico spesso anche ai miei amici e compagni, adesso non siamo più nel 2019, no? Adesso non possiamo più parlare del governo non sta facendo niente. Adesso le proteste rischiano di diventare vuote sterili, perché i governi adesso stanno facendo. Adesso il punto è cosa stanno concretamente facendo, in che direzione. Miliardi che sono stati stanziati e che 2 anni fa erano un impossibile. Erano 2 anni fa parlare di 200 miliardi per la crisi climatica, parlare di Ministero della Transizione Ecologica 2 anni fa era utopia. Queste cose esistono di concetto, ma di fatto. Quindi adesso il ruolo è di vigilare sui passi oggettivi, su quello che è stato il piano per il recovery plan che hanno presentato il 30 aprile, che aveva delle lacune, senz'altro, e intervenire fra tutti gli agenti sociali e a tutti i livelli per avere veramente voce in capitolo, possibilità di azione. Ed è questo che dà speranza alle persone, perché sono stufi tutti quanti, appunto, delle parole vuote. Abbiamo bisogno di parole piene, di parole in azione e di andare oltre il senso di impotenza, perché, come diceva Sartre, ogni scelta è una non scelta, è sempre una scelta.
quindi che tu faccia o che tu non faccia, stai sempre comunque facendo qualcosa. Rendersi conto di questo è il primo passo e poi oltre e avanti in questa direzione. Senti, intanto chiedo un po' in sala se avete domande, curiosità, cose che volete chiedere a Sara. Quello appunto che tu dici è iniziare a darsi degli obiettivi misurabili e iniziare a portare appunto le cose. Questo mi è successo anche in altre battaglie sul tema della parità di genere, no? Che spesso ci guardano un po' in sordina, sia uomini che donne, no? E una volta una cosa giusta è stata detta, voi dovete anche dire siamo riusciti a fare questo, no? Abbiamo raggiunto questo, perché se no uno si scoraggia perché il piano è talmente grande che non sa da dove iniziare. Con la Fondazione Mezzi è capitato di stare con noi a Oristano, a Torre Grande, all'Open Water Challenge che è in corso. Abbiamo un grosso progetto con le zone umide che sono stagni e lagune dell'Oristanese di rilevanza internazionale Ramsar. Io personalmente con altri colleghi della Fondazione Mezzi stiamo seguendo delle imprese del turismo e della ristorazione per ridurre lo spreco d'acqua, quindi l'efficientamento idrico, che già è stato fatto in un altro progetto molto grosso nell'agricoltura di precisione, dove sono stati risparmiati 4 milioni di litri d'acqua, che possono essere una piccola goccia, ma quest'anno si andrà al triplo. E le aziende sono molto contente di andare su dei risultati misurabili e raggiungibili insieme. Sulla parte turistica e della ristorazione stiamo lavorando sui feedback ai clienti, perché tipicamente nel turismo la gente usa e sperpera l'acqua, la luce, qualsiasi cosa, insomma, nell'idea che siccome pago posso fare quello che voglio. E quindi si arriva anche a livelli di consumo di 500 litri a persona a giorno, ok? Tra docce, spa, eccetera, eccetera. Con una comunicazione, e questa è l'importanza, insomma, della comunicazione di consapevolezza, guarda che noi facciamo parte di questo club, dobbiamo ridurre il consumo di litri per persona, quindi aiutaci, perché se no compromettiamo un territorio molto fragile che dobbiamo rispettare, perché qui le riserve idriche in tutta la Sardegna sono scarse, cioè problemi ci sono e ci saranno sempre di più poi con l'accelerazione dei cambiamenti climatici, e misurare che cosa succede. Allora, sulla parte della misurazione è molto difficile quando si va sulla piccola impresa, no? Perché non hanno assolutamente consapevolezza di quanto consuma un cliente che va al ristorante piuttosto che a un bar o piuttosto che... E già il fatto di prendere consapevolezza, sono 170 litri d'acqua a persona al giorno, inizia a mettere nella direzione di, però per arrivare lì su piccola scala è molto difficile. Su una grande azienda ci deve essere proprio una cultura completamente abbracciata da tutti, dal primo all'ultimo, in particolare appunto dal leader. Ti volevo chiedere, ritorniamo al tuo libro. A un certo punto Alice si trasferisce all'università, inizia a seguire dei gruppi e inizia a capire che può fare qualcosa, quindi inizia a trovare, diciamo, soddisfazione in questa presa di coscienza, in questo condividere un progetto collettivo. Non ho ancora, confesso che non ho ancora letto, ho letto insomma, a stralci e mi prometto di finirlo il prima possibile. Non spoileriamo chiaramente la fine, non si può. Però la domanda è: dove si può trovare soddisfazione in questa missione così alta, nei piccoli obiettivi come detto, oppure nel fatto di stare insieme verso un qualcosa di condiviso e nel confronto, dove immagino tu, Alice, insomma, anche se non sono la stessa persona, però in qualche modo insomma, il percorso lo conosci. Nelle relazioni, secondo me, perché l'essere umano è fatto di relazioni, nel piccolo e nel grande. Quindi sicuramente per lottare in una situazione che comunque, senza stare a raccontarcela, è estremamente complessa e, ripeto, estremamente urgente, perché tutto quello che dicevi tu è sacrosanto, si stanno facendo dei passi avanti. Il problema è che quando stai perdendo l'autobus o inizi a correre o lo perdi, e noi siamo in quella situazione, stiamo camminando quando un autobus sta partendo, siamo sull'orlo di un baratro e lì per perdere l'equilibrio, una volta che hai perso non torni indietro, no? E quindi questa urgenza è quella che confusiona tutto, perché i cambiamenti si stanno facendo, no? Però troppo lenti in questo momento. E quindi per andare avanti con realismo e con i piedi per terra, senza ideologie retoriche vuote, appunto, c'è bisogno anche di farsi forza. C'è bisogno, sì, per forza di ottimismo, c'è bisogno, sì, di speranza, ma bisogna anche darsela l'un l'altro. Bisogna essere consapevoli di far parte di una rete, bisogna sapere di non essere da soli, ecco. C'è bisogno di supporto reciproco, da varie dimensioni, da varie sfere, perché questo ti dà anche scambio di competenze, scambio di idee,
scambio di esperienze, appunto, scambio di prospettive. Perché la Youth for Climate è stata così importante a Milano? Non certo per stendere documenti che vincono i politici, figuriamoci. È stata importante perché ha permesso a ragazzi di tutto il mondo, con degli obiettivi comuni, ma delle storie radicalmente diverse, degli studi, delle competenze, dei lavori, a volte diametralmente opposti, di parlarsi, di confrontarsi e di capire che dall'Uganda alla Polonia, dalla Nuova Zelanda all'Italia, ci sono persone con lo stesso obiettivo che su territori diversi agiscono lungo strade diverse per arrivare a una meta condivisa. E quindi ha permesso anche di rendersi conto che non solo fra generazioni, ma anche paesi c'è questa possibilità, o almeno che possiamo veramente continuare a crederlo concretamente. E questo poi si traduce nel piccolo anche in gruppi di amicizia. Perché? Perché le azioni o le iniziative che funzionano meglio sono quelle in cui la squadra è davvero unita, che siano 2, 3, 5, 10 persone. Le cose funzionano se funziona la squadra, che non vuol dire per forza amore infinito, ma vuol dire collaborazione costruttiva e vuol dire sì anche divertimento. Io lo ripeto ai ragazzi, lo ripeto agli adulti. Noi vogliamo e dobbiamo divertirci, perché con l'entusiasmo che raggiungiamo veramente gli obiettivi più difficili, che affrontiamo le sfide più difficili, che sia scalare una vetta, che sia battere un record, che sia affrontare un problema così grande, e anche con l'entusiasmo e con la forza della positività, in un certo senso, una positività comunque consapevole dell'allarme, della situazione urgente e tutto quanto, ma che permette anche a volte di darsi qualche pacca sulla spalla. Esatto, infatti, e poi a un certo punto evidenziare le cose che stanno andando bene, fermo restando che chiaramente possiamo anche dire dobbiamo fare, però dire ok, questo è stato raggiunto, no? Così. Anche fare massa critica banalmente, perché sappiamo, in un modo in cui torniamo all'impotenza, all'assegnazione eccetera, più si è, più si fa pressione, non soltanto polemica ma anche costruttiva talvolta, non soltanto proteste ma anche proposte, però se sono condivise da milioni di persone invece che da decine, da miliardi invece che da decine, la cosa cambia perché lì puoi veramente influenzare il mercato. E allora la piccola azione più grande è veramente informarsi e formare massa critica condivisa, perché in quel modo coinvolgi, ne parlavamo prima, anche tutte quelle persone che non hanno tempo di informarsi dalla mattina alla sera, ma per lavoro, per origini, per contesto, ma che si possono avvicinare da altre prospettive, che non vuol dire populismi vuoti, vuol dire sfruttare le strategie della comunicazione, della psicologia, della sociologia che le abbiamo per una battaglia comune, che è una battaglia scientifica in questo caso, una battaglia fattuale, una battaglia storica. Ma allora queste armi che le pubblicità e le retoriche del falso usano dalla mattina alla sera, impariamo ad usarle anche noi, per quello che è, non dico il giusto non esiste, ma la strada migliore, la strada della sopravvivenza, la strada dell'umanità in senso stretto. Sì, ho capito, insomma, poi il discorso generale è quello appunto di allargare per non perdere troppo tempo, no? A dover dire questa cosa esiste, no? Perché poi quello leva energia per il resto, per raggiungere poi dei traguardi e degli obiettivi. Secondo te in questo momento la massa critica è abbastanza o si può fare ancora di più? E ce n'è di strada. La strada è lunga e tortuosa. Anche Io vedo uno stacco proprio generazionale. L'altro giorno facevamo un evento qua con il SI sulla raccolta dei rifiuti della plastica con dei bambini super entusiasti, hanno fatto la caccia alla plastica, hanno raccolto tantissimo in mezz'ora e una maestra diceva, e noi facciamo, io ho dei figli effettivamente sono molto sensibili ai temi dell'ambiente, noi ai nostri tempi non succede, ogni tanto si andavano a piantare 2 fiori nelle aiuole, però finiva tutto lì, non c'era educazione civica, non c'era educazione ambientale, loro sanno tutto e anche più di noi. Però poi questa maestra ha detto, sì, poi io mi sento in colpa perché veramente l'abbiamo lasciato un mondo così disastrato, a volte veramente mi dispiace, meno male, però saranno loro che... Ma loro, perché devono essere loro, no? Allora ripenso anche magari... Questo ai ragazzi non piace proprio. Saremo a noi che cosa? Io penso a mia madre che effettivamente è vissuta e cresciuta nel mondo della plastica, nel mondo del benessere, ed effettivamente questi argomenti non ce li ha, però piano piano... raccontandogli, no, l'impatto delle cose, vedo che qualcosa la modifica, non in maniera drastica, è la verità. Io sono nella generazione di mezzo,
però i bambini sono tutti effettivamente allineati, nel senso che quando andiamo in giro raccogliamo e sono molto... Però come dicono sempre i ragazzi, sì, noi possiamo fare pressione, possiamo premere, possiamo essere la vostra speranza quanto volete, ma la generazione al potere in questo momento siete Sì, voi. poi in Italia tendenzialmente è sempre molto là con l'età. Mi hanno detto, ho chiesto oggi alla scuola, visto che giovedì vado a incontrare Cingolani, voi cosa gli direste? Volevo infatti chiederti se volevi condividere. Sai cosa mi ha esatto. risposto questa ragazzina? Mi fa, che parlate di giovani, e lei perché ministro è là a 60 anni? C'ha ragione. Allora, sì, quasi possiamo aprire un dibattito infinito, perché c'è un grandissimo squilibrio nelle cariche decisionali e un'età molto alta, che va benissimo. Non sempre, ma no, infatti, assolutamente. Dovrebbe essere. Però se ci fosse più diversità, probabilmente ci sarebbero anche punti di vista diversi. Cioè, ci sono dei momenti in cui in vari ambiti mi sembra di poter chiudere la stessa frase, cioè in generale manca proprio in qualche modo il confronto con i ventenni, con i quindicenni, con i trentenni, con i quarantenni, con le donne, con gli uomini, con le categorie. Anche in contatto con la realtà, perché lo vedi al ministero, sì, lo vedi nelle televisioni, ma lo vedi con i giornalisti, non tutti, però tanti giornalisti, manca proprio il contatto con la realtà, con la terra, col concreto. E secondo te dal punto di vista dell'informazione a che punto siamo? Perché mi sembra che poi alcune cose, da quello che vedo, c'è molta narrativa, c'è molto copia e incolla e c'è poca indagine, davvero poca. Tanto copia e incolla. E quello che è un problema che secondo me paghiamo adesso è che c'è stato un grandissimo vuoto narrativo riguardo alla crisi climatica. C'è stato un grandissimo periodo, finito veramente dopo che io ho finito l'università, di un anno fa, in cui gli umanisti dicevano non è un problema nostro, c'è un problema della scienza. Io ho studiato lettere, ho fatto una tesi di storytelling per la crisi climatica un anno fa, e pareva volessi fare la rivoluzione francese, cioè sì ma Melville, sì ma Moby Dick, sì ma parliamo dell'Ottocento, parliamo di Italo Calvino se vuoi, parliamo il rapporto con l'ambiente, cioè, sì ok, ma parliamo anche di oggi, no? E questo vuoto narrativo è stato riempito da altri. Non c'erano gli storici, e generalizzo chiaramente con eccezioni di spicco che ci sono state, però a livello generale, anche a livello accademico, gli intellettuali, storici, filosofi, letterati, ma e anche romanzieri, tranne che nel caso dell'Apocalisse, appunto, non si sono occupati di questi temi come hanno fatto con tanti altri. E questo ha permesso ad altri di riempire questi spazi, e non sempre nella maniera più competente e consapevole possibile. E costruendo delle retoriche, tra cui quella del salvare il pianeta, quella del pianeta alla febbre, quella della next generation, appunto, quella del metano energia verde, tra le altre, insomma, che hanno creato dei danni. E adesso sostituire queste narrative... Se tu cerchi crisi climatica, mi è capitato per un articolo da poco, l'ho sostituito, ti esce fuori il pianeta che tipo si disintegra. Cioè già quell'immagine lì dici, vabbè, ma io cosa posso fare? Poi dal catastrofismo anche lì, no? Non si considera che non c'è solo la vittoria e la sconfitta, ci sono vari gradi di vittoria e vari gradi di sconfitta, quindi le estremizzazioni che polarizzano. E quindi adesso si inizia a parlare con parole diverse, però ai livelli più alti, ai livelli intellettuali, di studi di ricerca, e nel frattempo i media, le televisioni, ma anche la politica, che pensa di non dover informarsi così tanto perché la comunicazione, il ministro Cingolani mi ha detto che secondo lui dà i numeri e i dati, e poi la gente deve capirli. Faccio, ministro, parli con Bianchi allora, e coordinatevi se proprio ci tenete tanto. Però questo conta, è fondamentale, e cambiare, e ogni giorno ho da ridire con i giornalisti della RAI che mi parlano ancora dell'orso polare, che fanno allarmismi vuoti. L'allarmismo conta, la paura anche conta, ma deve essere contestualizzata, se no porta a annichilirsi, a chiudersi, no? E a dare immagini contestuali localizzate delle cose, perché sennò come l'Afghanistan, oh che poveri quegli altri, e poi ce ne dimentichiamo il giorno dopo, no? E quindi non porta lontano. E c'è bisogno proprio di questo, perché noi come parliamo del mondo non solo lo descriviamo, ma costruiamo il nostro mondo, la nostra realtà. E quindi sì, un cambio radicale del modo in cui parliamo anche di crisi climatica, no? Non parliamo più di bagno di sangue. E gliel'ho detto di persona, ha detto sì è vero, ha ammesso che quella è stata una gaffe colossale, però ok, bisogna cambiare. Dopo che ammetti l'errore anche comunicativo,
è ora di cambiare il Mite ha una comunicazione, al momento hanno cambiato ufficio stampa l'altro ieri, se non sbaglio, che fa perdere alle persone la fiducia non solo nel Ministero, ma anche nella transizione ecologica stessa, a un punto che Cingolani adesso, anche quando fa cose giuste, gli gridano alla transizione ecologica lo stesso, perché ne ha sparate tante che non si capisce più quando stia dicendo bene e quando stia dicendo male. E questo è un altro problema chiave. Noi dobbiamo ricostruire anche la fiducia delle persone nella transizione ecologica, se poi vogliamo farla con le misure che richiede a tutti gli effetti. Sulla comunicazione c'è davvero molto da fare, perché ora se ne parla tanto, però effettivamente in chiave molto pessimistica, cioè a un certo punto ti viene anche voglia di cambiare canale, cioè quando inizi a sentire effettivamente. Poi magari ci dirai i buoni esempi di comunicazione o comunque ce li fai avere, li distribuiamo su Mezzi, perché sicuramente ci sono le luci che stanno iniziando a dare la linea corretta di comunicazione, quella propositiva, quella positiva, quella che ti fa. Facciamo punti veloci. Dai. Sì. Senso di prossimità, quindi qui e ora, contesto invece di distante. Senso di opportunità invece che senso del limite, senso di responsabilità invece che senso di colpa, senso olistico, quindi essere umano e pianeta, parliamo di salvare il nostro stato su questo pianeta invece che noi e il pianeta come due entità contrapposte. Il senso di non unitarietà, omogeneità a tutti i costi, ma cooperazione a tutti i costi, quindi le strade che dicevo prima, percorreremo per forza di cose tutte strade diverse, l'importante è la direzione che sia condivisa. E non ultimo, fondamentale, il senso di giustizia climatica. Quando parliamo di conversione dobbiamo parlare prima di tutto con le persone che la vivranno, quindi parliamo non solo di fondi alle imprese, ma di fondi ai lavoratori che dovranno riformarsi per lavorare nelle nuove imprese, banalmente. Quindi diamo messaggi che siano concreti, che siano immediati e che tocchino al contempo la testa e il cuore. Grazie. Ci sono domande, curiosità, cose? Sul senso, sulla presa di consapevolezza o su questo dialogo con le varie generazioni? La signora, prego. Io vorrei chiedere... Aspetta, che non nello streaming, quindi... Vorrei chiedere cosa pensa a proposito del concetto di crescita e decrescita. Allora, penso innanzitutto che avremo bisogno di una ridefinizione del significato di crescita, come del significato di progresso. Cioè lo possiamo intendere veramente soltanto in termini economici, come viene generalmente intesa, o il senso di crescita e progresso vuol dire anche crescita e progresso del benessere dell'individuo, che abbiamo visto purtroppo non coincidere spesso e volentieri con la crescita economica, no? Perché spesso paesi con maggior tasso di crescita economica sono anche quelli con minore tasso di benessere interno lordo, chiamiamolo così, di felicità lorda, se vogliamo usare a volte eufemismi degli individui. Credo che sicuramente una crescita intesa come consumismo non funziona, ma si è dimostrato che non funziona come complessità di questo sistema. Una crescita che, ma anche se potessi rivoluzionare il linguaggio e il concetto stesso di sostenibilità e di conservazione, non funzionano a mio avviso, perché noi non dobbiamo conservare, dobbiamo evitare di distruggere, non dobbiamo essere sostenibili, dobbiamo essere compatibili, no? Perché se no il limite di sostenibilità si va presto a spostarlo avanti e indietro. Quanto è sostenibile per l'ecosistema prima di distruggerlo? Cosa vuol dire distruggerlo? E poi ci si fa queste domande che una tira l'altra e si butta giù tutto e nel frattempo si va avanti con le ruspe, no? Quindi parlare di compatibilità invece che di crescita, e di crescita intesa come la crescita dell'albero, che quindi con le radici, con la chioma, con tutto quanto, inserisce il suo sviluppo dentro un contesto. Questa crescita funziona ed è una crescita di idee, è una crescita di modi di fare e di modi di pensare. La volontà di aggiungere, non solo sui guadagni, ma soprattutto sui bisogni, perché aggiungiamo alla costruzione dei nostri bisogni, che quindi hanno sempre più bisogno di essere soddisfatti con nuovi prodotti, con nuovi investimenti, con nuovi consumi. E questo non è che sia giusto o sbagliato, è anacronistico, è fuori dal tempo. In questo momento storico è vecchio, è un sistema vecchio.
come tutti i sistemi vecchi, o facciamo collassare lui, o rischia di far collassare noi, ma come i ponti, quando sono vecchi, o li sostituisci, o finisci in acqua, o nel burrone, e questo è il concetto, secondo me. Dobbiamo crescere nell'innovazione e nel progresso reale e sostituire gli scheletri, i vecchiumi, che non reggono, che non stanno letteralmente più in piedi. Cambiano le metriche, diciamo, della crescita economica. Io parto da un presupposto. Noi nasciamo, veniamo da un racconto lontano che ha permeato e che penso che ancora permea nel profondo proprio il nostro pensiero. Noi veniamo dalla storia di Prometeo. Prometeo è colui il quale ha rubato il fuoco agli dei e quindi è proprio il simbolo dell'estrazione, della violenza e della possibilità di sganciarsi dal mondo, cioè quindi è una cosmogonia proprio di rottura dell'umano. Ecco, a me sembra che in tutto questo discorso troppo poco si stia dedicando a una riflessione, io la chiamo filosofica, non perché la filosofia sia una complicazione, ma perché sia pensiero. Ecco, a una seria riflessione del nostro rapporto proprio cosmologico con quella che è non la tecnologia, ma la tecne, cioè quel versante dell'umano che addirittura per i greci era poi pensiero, fare e pratica, ma era un pensiero, fare e pratica su una visione del mondo. Ecco, come la mettiamo, visto che questa riflessione non c'è? Perché io sento, per esempio, delle parole che un po' mi sembrano in contraddizione con gli obiettivi e con la visione. Per esempio, il concetto di sfida, il concetto di guerra, il concetto di scontro sono molto prometeici e sono molto poco armoniose con questo. Ha perfettamente ragione e anzi la ringrazio per aver fatto questo appunto, perché come vede la comunicazione a volte si interiorizza a tal punto che io stessa mi permetto spesso di criticare la retorica della guerra, della battaglia, e talvolta mi ci ritrovo a ripeterla, mio malgrado, no? Perché è una retorica che è stata talmente interiorizzata che cioè le persone la identificano immediatamente, però certamente non è una buona scusa, perché continua ancora a rivolgersi a delle cosmologie appunto di farsi strappare il fegato dalle aquile, no? Invece che da viverci insieme. E sono perfettamente d'accordo sul discorso che la filosofia ci deve essere, ma ci deve essere assolutamente in armonia anche con la storia, con la letteratura, con tutto quanto, per ridefinire proprio la visione del mondo, no? La cosmologia. A noi dall'antica Grecia quante cose forse dobbiamo anche un po' disimparare, ma banalmente spesso la speranza, no? L'attesa fiduciosa che i nostri desideri si realizzino, è ora di cacciarla quella speranza, di sostituirla forse con una più attuale e contemporanea, che sia di lavoro concreto affinché quella speranza, quei desideri si realizzino. E ancora una volta, l'unica parola che forse penso di poter continuare ad usare, e anche qua è sempre questione spesso e volentieri anche di opinioni, è quella di sfida. Perché sfida, credo, in un linguaggio contemporaneo, vuol dire anche superamento dei propri limiti. Quindi non di quelli del sistema in cui ci troviamo a vivere, ma dei nostri limiti anche di visione e di immaginazione di quel sistema. Quindi sfida degli schemi mentali, dei paradigmi e anche degli stereotipi e forse di delle scorciatoie interpretative, ecco, che ci mantengono chiusi in una sorta di gabbia torata, che torna a essere quella della battaglia, quella del conflitto, quella dello scontro invece che del confronto. E secondo me la sfida è a questo, quindi ai limiti dell'immaginazione. Io credo che abbiamo bisogno di tanta immaginazione per reinventarci il nostro stare in questo mondo e quindi anche il mondo inteso come società umana che si rapporta
il cosmo, con ciò che lo circonda. Quindi senz'altro c'è un bisogno radicale, ma di un ragionamento di questo genere che poi permei i canali di comunicazione a tutti i livelli e quindi che non si limiti alle disquisizioni intellettuali che sono essenziali perché mettono certamente le basi, ma che riesca poi a filtrare veramente nel linguaggio e che sì, smettiamo anche di parlare di guerra, ma per il semplice fatto che dovremmo combatterla contro noi stessi, quindi non avrebbe senso di essere. No, una guerra, quando si parla di crisi climatica, contro chi? Se non gli esseri umani che ne sono causa, che dovrebbero però anche esserne soluzione, no? Una battaglia può esserci solo se ci chiudiamo in tribù, in battaglia fra i popoli, no? E questo sono perfettamente d'accordo, sicuramente non è un'immagine che calza alla situazione, però sì, sfida questa cosmologia che non funziona, questo concetto di crescita e di progresso che non funzionano, sfida a un presupposto che annichilisce la possibilità, perché così si è sempre fatto e far diverso è pericoloso, è spaventoso, sfida a un senso di non cambiamento che non può persistere perché siamo già nel cambiamento. L'unica cosa che ci resta da fare è decidere come ristabilire l'equilibrio che tornerà di nuovo, perché cambiamenti, squilibri, equilibri, no? E quindi ci sta una nuova cosmologia che però, e lei citava l'antica Grecia, che è una mia passione, la mitologia l'ho sempre stata, ma la mitologia sono storie che hanno costruito i nostri valori, che hanno costruito i nostri pensieri, che hanno costruito anche la nostra tecnica, il nostro concetto di tecnica. Quindi se non reinventiamo i miti, se non reinventiamo le storie, ricordandoci quelli antichi, ma avendo il coraggio a volte anche di costruirne di nuovi, se non reinventiamo le nostre storie, non saremo mai in grado di scrivere la nostra storia in prima persona. Quindi grazie assolutamente per l'appunto. A scuola non più il ratto delle sardine, va bene? Assolutamente. Condivido in pieno, magari che me lo chiedevo già in seconda media, mi dava fastidio questa cosa. Quindi sì. Ciao Sara, grazie per questi stimoli che ci hai regalato oggi. Io sono una vita che mi confronto personalmente su questi temi di cui hai trattato oggi. Personalmente la convinzione a cui sono arrivata è che il pianeta ce la farà, senz'altro ce la farà, ma non noi. A me sembra che siamo proprio una specie che lotta contro se stessa, fa di tutto proprio per raggiungere l'estinzione. Ce la stiamo mettendo tutte e siamo molto caparbi. Sembra quasi che viviamo in un mondo che non ci appartenga, un mondo in cui continuiamo a vivere le nostre esistenze isolati dal resto. Pensiamo a noi, ai nostri amici, alla nostra casa, alla nostra famiglia, come se riuscissimo a vivere solo dentro la nostra esistenza proprio. E mi chiedo a questo punto come sia possibile, perché questa è proprio la mia grande questione, stimolare le persone a riprendere contatto con la terra, perché credo che sia questo l'unica strada per darci speranza e forse un po' di pensieri per il futuro positivi. Dicendola con le parole dei ragazzi di stamattina, bisognerebbe mandare tutti a farsi un paio di mesi nei campi. Ma scherzi a parte, sono d'accordo con te su questo, ma nel senso profondo che io credo fermamente che noi rispettiamo solo ciò che amiamo e amiamo solo ciò che conosciamo. Quindi se non conosciamo più è difficile anche amare, è difficile anche rispettare, perché tante volte non sappiamo neanche che esiste. Vi parlo, cito sempre una ragazzina di Milano che mi chiedeva perché le carote crescono sugli alberi, con una convinzione a 13 anni, di un'ingenuità che fa sorridere, però che ti fa anche venire tante domande, no? E lo stesso che dico anche negli studi televisivi, sentendo la mancanza di concezione, come dicevo prima, del reale, no? E come si riavvicina a questo? Ma un po' come fanno anche le associazioni, come faccio per fare sì, un po' le scuole sono fondamentali, perché da piccoli si impara a diventare grandi e c'è poco da fare. E le scuole a Milano adesso stanno facendo
la natura, gli alberi a scuola, quindi fanno dei parchi praticamente nelle scuole. Si tratta di poche eccezioni, purtroppo ancora, ma per fortuna che ci sono. Si tratta anche sì di quelle notizie nell'asilo nel bosco, queste cose qua. Sembrano una sciocchezza, sembrano banalità, ma sono così importanti. Quando un ragazzino invece di guardare fuori dalla finestra può mettersi a giocare con i fili d'erba, fa la differenza, fa dannatamente la differenza. Invece di mettersi a giocare col cellulare può mettersi a costruire le spirali con i bastoncini, fa la differenza. E per quel che riguarda gli adulti è un percorso difficile. Io cerco di farlo con le storie, raccontando, e nel libro ci sono i viaggi in Alaska, ci sono le grotte del Carso, ci sono le Alpi Giulie, ci sono i fiumi, i mari, le montagne, perché io penso che per parlare di crisi climatica dobbiamo prima parlare delle meraviglie che abbiamo attorno, perché se non sappiamo cosa potremmo perdere, non ci preoccupiamo neanche di perderle, no? E ognuno a modo suo, l'impegno è grande, l'impegno è difficile, perché ci sono persone che sono così distanti da non avere neanche maturato il bisogno di sentirle, di percepirle queste cose, no? Come la schiavitù, spesso e volentieri, ci priva anche del desiderio stesso della libertà, in un certo senso. E quindi è costruire questo desiderio di conoscere le cose. E io attraverso i libri, come ripeto sempre, non sono saggi, ma sono storie che vogliono ricostruire il desiderio di imparare, di scoprire, di informarsi. Perché non possiamo dare a nessuno tutte le informazioni, ma possiamo stimolarli e invogliarli a cercarsene. Io non voglio dare risposte a nessuno, ma voglio sollevare tante domande e far sì che le persone se ne chiedano ancora di più. Perché ciascuno di noi, soltanto nel suo essere, può cercare le sue risposte. E questo una volta per tutti, che la retorica non serva a dare le soluzioni, ma a invogliare a cercare le soluzioni e a dare a ciascuno, secondo le proprie possibilità, gli strumenti per cercarsele, per iniziare a percorrere questa strada. Poi i modi sono milioni, sicuramente la domanda è immensa, però è un punto fondamentale e riavvicinare a questo desiderio è una delle mie sfide più grandi. Sara, grazie, che poi era un po' una delle domande che si faceva prima. Non è semplice, nel senso e probabilmente Covid in alcuni casi ha anche allontanato, in altri casi ha fatto sentire il grande desiderio di riavvicinarsi alla natura, però per trovare, diciamo, una serenità, una pace propria. Poi da lì a fare qualcosa, insomma, non sempre il passo automatico, no? Un po' quello che hai detto tu. Senti, ci sono domande per il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani? Abbiamo il nostro Presidente Alessio Santa che avrà tante domande. Lui ha le risposte? Ce le ha. Lui, Ministro. Sì. Allora dai, facciamo un cambio, una sostituzione. A metà percorso. No, perché devi incontrare Cingolani, magari sarebbe interessante capire intanto tuo punto di vista, no? Perché comunque stai viaggiando tanto, quest'estate hai fatto un po' il tour dell'Italia. Ecco, quali sono le priorità assolute? Cioè, bisogna agire, ci sono delle risorse, in piano resilienza, ecco, dove bisogna mettere questi soldi, cosa bisogna fare subito, dal punto di vista io penso ovviamente a quella che è il nostro obiettivo, la conservazione della biodiversità, quella è la nostra priorità assoluta. Ecco, quali azioni devono essere in assoluto prioritarie per la conservazione della biodiversità, dove mettere i soldi e dove anche coinvolgere ovviamente anche organizzazioni private a finanziare la conservazione della biodiversità? Secondo me il passo fondamentale primario è chiudere gli investimenti nel fossile, che siano petrolio, gas metano, simili vari ed eventuali, quei finanziamenti che non vanno investiti nel fossile e oltre al fossile a soluzioni che forse saranno valide tra decine di anni, tra cui i centri di stoccaggio del carbonio, che ad ora non sono una tecnologia provata, comprovata e super funzionante, soprattutto applicata secondo gli standard di ENI che vorrebbe costruirne a Ravenna con problemi idrogeologici molto sostanziosi. Tutta questa parte di finanziamenti investirla nella riconversione delle industrie, nella ricollocazione dei lavoratori, perché le due cose devono sempre comunque andare a braccetto. Chiudere le trivellazioni dell'Adriatico, ce ne sono poche a sua definizione, non apriremo nuovi pozzi, ma la mia risposta è che i pozzi sono stati chiusi nel 63
per ammissione stessa delle aziende che hanno dichiarato, dopo anni di proteste e di indagini e di rifiuto a dichiararlo, che avrebbero mandato sotto acqua la pianura padana, in poche parole, per i fenomeni di subsidenza per il cuneo salino. Quindi non si può, dopo dichiarazioni fatte dalle aziende stesse nel 63 e nel 2021, riproporre le stesse tecnologie. Ok, il danno sinceramente a livello scientifico, a livello ambientale, rispetto a tante altre cose, non è così immediato e così gravissimo in questo momento, no? Lui dice le chiuderò fra un poco. Ma il punto non è questo, le trivellazioni sono anche un simbolo e sono anche un messaggio alla collettività. La transizione sta andando in questa direzione. Abbiate fiducia che sto facendo i passi giusti per portare avanti questa transizione. Quindi chiudere le trivellazioni è un passo chiave. Evitare misure come il gasdotto e la metanizzazione della Sardegna, che portano sicuramente a sostituire quello che potrebbe essere un fanale di testa, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa, di un'isola che può puntare più di ogni altra sulle rinnovabili, sul solare, l'idroelettrico e l'eolico. Ecco, trasformarla in un esempio di metanizzazione green, ecco, non è un passaggio sostenibile, anche se per sua stessa dichiarazione il governo teoricamente vorrebbe chiudere il metanodotto, mentre il vostro presidente di regione sta combattendo con tutte le armi possibili per raggiungere nuovi impianti del gasdotto, e quindi teoricamente il compromesso sarebbe di mantenere i vecchi impianti in funzione, ma non funziona così, perché riconosciamo la difficoltà, e questo lo riconosco, anche il ministro sta affrontando una difficoltà enorme. Sì, ci vorranno dei compromessi, non raccontiamocela, però ci vogliono i compromessi giusti, non dei compromessi fini a se stessi. E poi ci vuole una grossa campagna di investimenti anche nell'educazione e nella comunicazione, che secondo il Ministero in questo momento non ha nessun ruolo, ma in questo caso senza le persone noi la transizione non la faremo mai, neanche con i migliori tecnologi del mondo. E lo confermano gli scienziati del CNR, che volevano mandare una lista di esperti, anzi hanno ascoltato una lista di nomi al MITE, voto per la scienza, voto per il clima, chiedendo che ci fosse un gruppo di consulenti attivi nominati dai principali enti di ricerca che possa fare appunto da consulenza attiva al Ministero della Transizione Ecologica, senza seguire le oscillazioni di partiti, ma come ente stabile e anche quindi lungimirante, costante a lungo termine, che possa indicare le giuste direzioni. E questo è importante, quindi il dialogo con le parti in causa, sia la scienza fondamentale, ma che siano anche i giovani, che siano i lavoratori, che sia toccare con mano, e qui torniamo ai viaggi, le varie realtà, perché io in Calabria ci sono stata, in una Calabria devastata veramente dalle disuguaglianze sociali, dalle mafie, dalla mancanza totale di collegamenti pubblici, dalla mancanza totale di fenomeni di educazione culturali che coinvolgessero capillarmente il territorio. Perché io ci sono stata sulle Alpi Apuane, dove la rabbia per l'estrazione dei marmi è arrivata a tal punto che si fanno esplodere i rifugi da una parte e le gru dall'altra, senza pervenire a nessun accordo concreto tra la politica e le persone, mentre 5 grandi famiglie fanno il bello e il cattivo tempo dall'una e dall'altra parte, togliendo letteralmente intere montagne dal territorio italiano. E io vivo in un paese dove tra 5 anni, nel 2026, ci saranno le Olimpiadi invernali, in un paese di 3.000 abitanti, ok? In cui la sfida colossale in questo momento non è la crisi climatica, ma riuscire a sopravvivere guadagnandoci senza farsi distruggere da quella che sarà un'invasione mai vista prima, che ha avuto Cortina, ma che ha una realtà completamente diversa. E quindi questa parte, una volta disinvestito nei fossili, una volta fatto un piano lungimirante di ricollocazione, di definizione, di comunicazione e di educazione, è di considerare la parte top-down, anzi down-top, che consideri concretamente le varie realtà locali, perché lo dicevo anche ai ragazzi, le esigenze della Sardegna, che sono diverse da Sarule a Cagliari, a Sassari, a Ulassaia, a Sant'Antioco, a Carloforte, a Capopecora, a Olbia, a Maddalena. Le esigenze della Sardegna le può conoscere bene solo la Sardegna. Il governo deve servire a inquadrarle in un piano nazionale e poi al confronto con l'internazionale che sia veramente effettivo ed efficace. E poi torno sul discorso della comunicazione. Noi sappiamo benissimo che nell'area del Mediterraneo, che è un hotspot climatico, dall'IPCC, che subirà le conseguenze del riscaldamento globale il 20% in più della media globale. Beh, il Mediterraneo, noi su 1,5 gradi non ci staremo mai, perché siamo già più 1,4.
Quindi, dati scientifici certi, noi stiamo lottando per stare sotto i 2 gradi, ok? Quindi chiaramente le dichiarazioni di dire 2 gradi invece che 1,5 possono essere veritiere, però in una comunicazione falsata, confusa, difficile, c'è anche bisogno di messaggi chiari. Quindi se 1,5 globale, ministro, si parla di 1,5 globale, perché se iniziamo a dire 2 a 3 settimane dalla COP26, le persone non capiscono più niente. Le persone non hanno bisogno di essere prese in giro, ma hanno bisogno che i pochi messaggi chiari che vengono dati siano chiari. C'è bisogno di parlare di riconversione al solare con accordi delle regioni che permettano di mettere i pannelli solari sui tetti, perché se noi sovvenzioniamo il solare e poi le regioni non ci permettono di metterli sui tetti delle nostre case, o dopo lunghi iter di paesaggistica di 6-12 mesi, che quando invece c'è la speculazione edilizia bastano 2 settimane per costruire case, che non vi dico i pannelli solari dove se li mettono, c'è un problema, no? E anche questo è da considerare, che i provvedimenti nazionali devono avere un'applicazione regionale che non sia barriera, ma aiuto all'attuazione. Stimolare il geotermico, che è l'impianto di riscaldamento che funziona bene, non in tutte le zone per carità, ma dare sovvenzioni anche in questa direzione e investimenti nella ricerca che lo renda più sicuro, più efficace e meno costoso. Investire nell'auto elettrica, ma anche nella riconversione delle batterie, l'inversione su una retorica che non sia abbiamo bisogno di più auto elettriche, abbiamo bisogno di meno auto, ma elettriche, no? E questi non sono dettagli, questi non sono assolutamente dettagli, sono dei punti chiave che dal no CCS in questo momento a non distrarre l'attenzione con un nucleare che finché non avremo la 4ª generazione non prendiamolo neanche in considerazione. Non è questo in questo momento il punto in Italia, ne parleremo nel 2040 quando avremo queste tecnologie di 4ª generazione e faremo tutti i dibattiti del mondo. In questo momento parlare di nucleare in Italia distoglie l'attenzione dal problema reale, perché la vera sfida sono questi 10 anni, non sono il 2040-2050. Si può parlare di tutto questo senza parlare dei consumi energetici? Mi rifaccio cioè proprio i consumi energetici. No, non si può La parlare. politica sui consumi energetici però non gira, non si ha il coraggio o si ha quasi vergogna. Si ha vergogna, ma si ha anche paura di una rivoluzione. Si ha paura di una rivoluzione, perché le dico, parlare col benzinaio che già con l'aumento del prezzo del gas urla che vuole impiccarli, quelli che sono là, e probabilmente se si ritrova davanti con la rabbia che c'è in corpo li impicca pure, capisce che senza la base la transizione la facciamo. Quindi le leggi servono e devono essere efficaci, ma devono applicarsi anche su una popolazione che ha gli strumenti per recepirle, perché sennò fanno come i gilet gialli in Francia, no? Fanno la rivoluzione le persone se non hanno avuto una base pregressa di preparazione anche educativa e informativa sul tema. E questo substrato non possiamo farne a meno, dobbiamo applicare politiche efficaci immediate, comunicate nel modo giusto, perché sennò le persone fanno la rivoluzione contro se stesse, paradossalmente. La Ferriera di Trieste, non so se qualcuno di voi la presenta, una acciaieria super inquinante, proprio disastro. Scioperi, manifestazioni per chiuderla da tutte le parti. L'hanno chiusa, scioperi, manifestazioni per riaprirla da tutte le parti. Ok? No? Questo perché è mancata una narrativa. È mancata una narrativa e un senso di continuità tra il prima e il dopo. Perché se non sei pronto, quelle stesse persone, solitamente operai, a ricollocarli immediatamente, quindi muoiono di fame. E pur di non morire di fame, come fanno i poveri cani nella foresta amazzonica, continuano a bruciare la loro stessa foresta perché non vogliono morire di fame. Quindi queste sono complessità pratiche, attuative e narrative che dobbiamo veramente considerare. Detto questo, sicuramente non ho tutte le risposte, sicuramente non ho tutte le soluzioni, però di mettere qualche punto chiave sui dubbi, le domande e le priorità, forse questo sì, ed è ora assolutamente di farlo. Io volevo tornare su un punto che hai toccato. C'era un momento in cui stavate dicendo tra voi che sembra che non si sappia che cosa si possa fare, che quello che possiamo fare individualmente è poco, e stavo per dire nell'intervento Alice e Karima non sarebbero, Karima soprattutto, ma anche Alice, non sarebbero state d'accordo, perché poi l'hai detto tu in un altro momento, il 70-80% dell'inquinamento a livello globale è prodotto da appena
100 imprese che sono tutte del settore dei combustibili fossili. Quindi in realtà qualcosa di molto concreto, oltre a quello che possiamo fare individualmente, ma individualmente siamo miliardi di persone, quindi ciascuno può incidere pochissimo, qualcosa di molto concreto si può fare, serve un intervento politico perché serve disinvestire nei combustibili fossili e investire in altre direzioni, decisamente per esempio l'energia rinnovabile. A questo aggiungerei un'altra cosa. Adesso non mi ricordo il titolo di un libro di cui hanno parlato a presa diretta nella puntata Petrolio, il tempo perduto. È un libro dove due giornalisti italiani ricostruiscono la campagna di disinformazione, che è ricostruita anche in quell'altro libro intitolato Mercanti di Dubbi, che è stata finanziata fin dagli anni 70 dalle grandi multinazionali del petrolio, che da studi interni avevano già previsto che l'inquinamento dovuto al petrolio avrebbe portato degli sconquassi a livello climatico, però siccome guadagnavano di più continuando ad inquinare, hanno fatto in modo di pagare degli intellettuali che andassero in giro a dire, tra l'altro praticamente nessun climatologo, hanno pagato dei fisici, che andassero in giro a dire in realtà non è sicuro che l'inquinamento faccia male, anzi forse fa addirittura bene. Mi ricordo che ce n'era uno in particolare che si occupava di particolari culture e diceva un piccolo innalzamento migliora le possibilità di coltivare alcune specie di piante che sono utili. Questa disinformazione non è stata casuale, cioè mentre noi che siamo bombardati da tantissime informazioni spesso non sappiamo a quali credere, chi finanziava quella disinformazione aveva degli obiettivi molto precisi, cioè fare in modo che il pubblico non sapesse cosa si dovesse fare, far credere che la comunità scientifica fosse divisa a metà tra quelli che dicevano bisogna agire e quelli che dicevano no, aspettiamo, forse non c'è bisogno di agire, eccetera, perché in quel modo si poteva permettere alle industrie del petrolio, a quelle industrie si poteva permettere di continuare a fare la loro politica, cioè estrarre e bruciare. Forse anche questo va raccontato, perché questo è uno dei settori di cui siamo sicurissimi, cioè non possiamo continuare a bruciare combustibili fossili perché altrimenti la temperatura continuerà a salire, giusto? Sì, sì, sì. E anche sì, questo settore, e anche ricollegandomi un attimo alla domanda di Alessio, per l'Italia nello specifico, no? Siamo la terra della cucina, il settore agroalimentare, quindi lottare drasticamente contro il caporalato, lottare drasticamente, ma dico una sciocchezza, la carne nelle mense, che spesso non è un'opzione ma un obbligo, è un problema, no? Una distribuzione, sì, dei campi, proprio terra a terra dei campi, in maniera che sia molto più localizzata, più differenziata, più sostenibile umanamente e ambientalmente, è fondamentale. Quindi e puntare, ecco, invece l'Italia soprattutto, invece che su quantità di prodotti magari a svendere, puntare drasticamente sulla qualità dei prodotti e sì, puntare con tutte le premesse e contropremesse del caso su un'alimentazione che sia prevalentemente vegetariana, con tutte, ripeto, le contestualizzazioni, premesse e contestualizzazioni, però sicuramente puntare sulla riduzione sull'agroalimentare e anche, sempre in Italia, sui trasporti pubblici anche nella breve distanza, che siano anche più accessibili, più puntuali, perché io non posso permettermi di fare 9 ore di treno da Barletta a Trento per lavoro e fare 2 ore e 40 di ritardo. Non è accettabile per uno che deve lavorare, non può partire 2 giorni prima, prendere i trasporti pubblici, pagare 200 euro e perdere un appuntamento importante, no? Quindi investire nella precisione e nei costi bassi delle lunghe distanze e nelle brevi distanze, perché non è possibile che da Peschici a Mantea ci metto 5 ore in macchina e 22 ore con i trasporti pubblici. Non è umanamente accettabile, ma non per me, per chi ci vive. E poi investire nell'edilizia. Il bonus 110 è stata una buona idea nella teoria, ma deve essere incrementata e deve essere snellita, non che sia una cosa accessibile ai ricchi o a chi sa farsi le cose di conti contro conti, che sia veramente accessibile a chi vuole riconvertirsi la casa piena di spifferi come Karima, che non vive in una casa piena di spifferi perché gli fa piacere,
ma per condizioni esterne. E sì, no, assolutamente quello che dici validissimo, anche far presente quello che è stato la comunicazione e i problemi vari sono un punto chiave. Ma adesso tornando un po' all'importanza della comunicazione, noi lo studiate che erano gli inizi di scienza della comunicazione, mi ricordo che dicevamo tutti, ma che cosa volete comunicare? La comunicazione è una scienza, ma da quando? E poi alla fine ci rendiamo conto che cose che sono assolutamente, che non si possono discutere, non si possono mettere in forza, a un certo punto ci ribaltano e iniziano a crearsi dei filoni che ci credono pure. Quindi, Oxford Dictionary lo chiama post-verità, esatto, periodo storico esatto. in cui non siamo portati a credere all'oggettività dei fatti. Esatto, e quindi quello che effettivamente ci prima di chiedere a Cingolani è quello di ufficializzare una comunicazione che non può essere assolutamente messa in discussione e di investire effettivamente, perché in questo momento su tutti i livelli prevale una retorica adesso vogliamoci bene, salviamo il pianeta e facciamo del bene all'umanità, che non muove in questo modo. Sì, da un lato, dall'altro comunicazione politica. Sì, dall'altro, e questa ipocrisia è bella e buona, che altro che CCS che ci servono per stopparla. Sì. Dall'altro canto il MIT in questo momento con Cingolani, che è veramente tecnico, sta riportando dati spesso anche precisi e accurati, ma fuori contesto e senza un filtro comunicativo, così che le persone non capiscono niente o prendono carne per pesce. Quindi c'è anche l'opposto, no? Cioè quando magari non c'è ipocrisia e magari dici le cose come stanno, le dici in un modo che le persone non sono in grado di recepirle, quindi ci sono i due poli. Le parole plasmano il mondo, quindi dobbiamo cercare di trovare insomma gli archetipi, quelli che un po' reggono il senso delle cose e usare le parole giuste. È successo anche a me, quando abbiamo parlato di questo incontro, ho detto incontro con l'autore, io che combatto le disagoglianze di genere, l'ho chiamata autore, nessuno se ne è reso conto, io mi sono resa conto questo giorno e ho detto non è possibile, io ho fatto questo errore, eppure è così, perché effettivamente questa è la cultura di base che ci fa definire le Però cose. se riflettiamo sulla comunicazione in termini di produzione e ricezione, non dimentichiamoci che si interseca con la decorporizzazione. Voglio vedere avere un pensiero oggettivo se sei decorporizzata. Questa è una trascendentale. No, non è trascendentale, No. questo è proprio carnale, di quelle cose proprio materiali che uno si tocca qui e dice questo è il mio ginocchio. No, hai ragione. Bene, quanto tempo c'è rimasto? Immagino che siamo arrivati. Direi che con tutte le domande Ci abbiamo una bella animazione. Probabilmente non sono finite le domande sul tema, ma lasciamo anche insomma, un po' di mistero sul libro, altrimenti se rispondiamo a tutto poi non lo leggeremo. Quindi grazie nuovamente a Giulia Remita, a Sara Segantin, alla Fondazione Medsi, al Fico d'India e alla Libreria Miele Amaro e a tutti voi, sia voi che siete presenti qua, sia chi ci ha seguito in streaming. Buona serata. Grazie Grazie a tutti. Grazie.